Bene il Pass Verde, anche se siamo sul fronte turismo assolutamente in ritardo rispetto ai nostri competitor principali europei. Green Pass per salvare il turismo, ben venga, ma serve correre e recuperare il tempo perduto. Vicenza, città del Palladio, patrimonio dell'UNESCO, scrigno di tanti gioielli architettonici, città d'arte e come tale da tempo meta di turisti che oggi, nonostante le riaperture, faticano a vedersi in città. Una stagione turistica che rischia di scontare scelte e limitazioni. Noi purtroppo continuiamo ad avere due fortissime limitazioni, che sono quella della previsione del coprifuoco non si sa fino a quando e del cambio di colore delle regioni di venerdì in venerdì. Limitazioni che incidono anche sulle attività economiche di bar e ristoranti, da qui la scelta dell'amministrazione comunale di venire incontro alle attività, con la possibilità di nuovi plateatici, con continui sopralloghi e assistenza delle pratiche. 125 sono ad oggi le concessioni che siamo già riusciti a rilasciare, per altre 30 si sta ultimando la fase istruttoria ed è evidentemente una situazione in continua evoluzione e non sono semplicemente un mezzo per consentire a bar e ristoranti di lavorare nel miglior modo possibile, ma in questo momento sono fondamentali per prevenire assembramenti, per mettere in totale sicurezza gli avventori e anche per riqualificare tantissime zone della nostra città.